Ciao, mi dici che festa è oggi? Oggi è il raduno degli alpini dog, gli alpini delle Vallate del Cunese. Ah, e voi arrivate da? Vinadio. Vinadio, bravo. Allora, voi da dove arrivate? Aigione. Gruppo di Bernezzo. Gli alpini fanno sempre bella figura, gli alpini. Una temperatura ideale oggi, speriamo. Infatti, almeno non studiamo. Siete tutti di Cuneo? Sezione di Cuneo. Io San Rocco. San Rocco, Gaiola. Ah, ok. Che bella bandiera, bellissima. Perfetto, perfetto, bellissima. La tua divisa è di che anno? Seconda guerra mondiale, degli anni 1940. Ciao, visto che sono da massonario di Grimelda. Ciao. Paolo c'era, vero? Paolo c'era. Ecco, lui aveva organizzato una mostra su tutti i cimeli degli alpini. Sì. La tua divisa è della seconda guerra o della prima? Sì, dalla seconda guerra mondiale. Bellissima. Hai ancora fatto delle mostre dei cimeli alpini? Beh, adesso addirittura abbiamo finalmente realizzato le sale storiche sulla storia degli alpini nei locali della stazione di Cuneo Gesso. Ah, ecco, quindi è visitabile tutto l'anno. Visitabile la seconda e la quarta domenica di tutti i mesi. Al pomeriggio le apriamo per il pubblico. E questo cappello? Siamo due carabinieri Ah, di scorta alla bandiera. Ah, però avete i colori degli alpini? Sì, perché è la divisa da combattimento del grigio-verde dell'epoca della guerra. Quindi voi siete carabinieri? Siamo in due, la coppia di In carabinieri. questo colore io mi aspettavo. 85esimo anniversario di fondazione del gruppo. Ah, e quindi a Caraglio queste feste erano già state fatte, questi raduni, però Sì, ogni 5 anni. ogni 5 anni. Sì. Quest'anno è decisamente molto partecipato. Abbiamo messo le tre cose assieme Ah, per ecco, fare una cosa più grande. Là. più in grande. E quante presenze prevedete di avere oggi? No, guardate lì, non sono. Ma sono migliaia. Gli date una calcolata. Migliaia, eh? Grazie. Prego. Voi arrivate da? Castelletto Stura? Castelletto Stura, da Berlino me lo fai vedere. Questo è Scarnafigi. Scarnafigi. Benissimo, bravi. Da dove Castelletto arrivi? Stura. Ah, la mula arriva da Castelletto Stura, ma che bella. Da dove arrivate? Da? San Benigno Cuneo. San Benigno. Quello là è anche San Benigno? Questo è Busca. Ah, quello è Busca? Oh, ma quanti ce ne sono? Abbiamo proprio il sindaco in persona? Sì, sindaco del gruppo alpini di Carasco. Ah,
Oltre ad essere sindaco sono anche Dov'è Carasco? provincia di Genova, l'entroterra di Chiavari. Noi siamo gemellati con il gruppo Alpini di Cervasco dall'80. Siamo davanti a una bellissima corona di allora gruppo Alpini Caraglio Vallegrana, gruppo Ana Caraglio Vallegrana, che verranno depositate ai monumenti ai caduti. Un giornale quadrimestrale sezionale. Siamo amici di vecchia data con Carlo Re e quindi anche loro vengono da noi, reciprocamente ci visitiamo e partecipiamo tutti a queste feste. Avevo scritto un articolo su Monterosso, la località dove era stata svolta la cerimonia l'anno scorso. È la signora vice sindaco Vezza d'Alba, io sono vice sindaco di Vezza d'Alba. Sì. E poi le mogli degli alpini sono alpine anche loro. Certo, infatti vede che abbiamo anche il cappello che erano stati comprati per i figli e ormai i figli sono grandi e le mettiamo noi. Non sono la moglie di nessuno, però sono un'alpina da festa. Ah, sei un'alpina da festa? Sì, da adunato e da festa. Benissimo, pensavo fossi proprio un'alpina, avessi fatto il servizio. No, però mio nonno era alpino. Tutti alpini. E chi è da onde arriva? Da Borgo San Dalmazzo perché siamo col gruppo Fai la guerra tua? Somalia anni 50-60 che era amministrazione italiana, AFIS. E non le dico privazioni, sacrifici, pericoli di tutti i generi. E ancora si per feste però. E insomma, quel poco che si può trovare ancora qualche collega, ce n'è uno di Cervasca, uno di... Siete ancora un bel gruppetto? E qui siamo rimasti 4. 94 anni. 94. Quella! Ma senza proprio hai nessun giorno. Non fa niente, ma va ben pare, madonna, guarda poi me ne venga. Piano 90. Che classe è? 21, 93. E la vivevi ancora abitava sia a festa con tutti sta maraia, eh? Ma non fai da giù, ma non fa lavoro. Noi arriviamo da Castelletto Stura. Castelletto Stura, con chi hai? Sì, Moroso. Morozzo? Ah, boh. Heavy fight, la guerra? Subito vicino. Vicino? Dopo subito, però ricordiamo bene il tempo di guerra. Tu tornai a casa? Sono tornato, ma è abbastanza... Ma andai? Sì. Bra, ecco che bella, la sezione di Bra, gruppo di Bra. Natevate. Veri, proprio genuini. Boves. Città Martire, sì, bellissimo, fantastico, è il più bello forse. È un po' pesante a portare, comunque. Immagino. Vedo che non è un'alpina ma si comporta da alpina. Ah, il sindaco di Borgo anche. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei qua a far festa con gli alpini. A far festa e a testimoniare quello che è il rapporto, quello che è comunque la tradizione alpina sul territorio. Abbiamo fatto gli alpinieri, abbiamo organizzato gli alpinieri a Borgo, quindi continuiamo nella tradizione, anche nella collaborazione, condivisione di questi grandi principi e valori alpini che caratterizzano la nostra terra. Il professore Rosso Arturo, alpino doc anche lui, e ci racconterà cosa succede oggi a Caraglio. Allora, oggi c'è il quarto raduno degli Alpini Doc, l'11° raduno sezionale e poi il compleanno del gruppo, che è stato anticipato leggermente per farlo coincidere con questa grande manifestazione che si può dire abbastanza unica, raccogliendo i 3 grandi eventi. 85 anni del gruppo vuol dire che il nostro è stato uno dei primi ad essere fondato nel 1930 dal colonnello Enrico Turri, che non era caragliese di origini, ma per ragioni di nascita della mamma si era stabilito qui quando ormai era in congedo dal servizio attivo. Aveva partecipato sia alla guerra di Libia sia alla guerra del 14-15, quando fu ferito abbastanza gravemente
in uno scontro con gli austriaci. La festa di oggi praticamente ricorderà anche tutti i caduti, come è abitudine dei gruppi alpini in queste ricorrenze, in particolare la divisione cuneense, che fu martire in Russia, avendo registrato il maggior numero di caduti di tutti i corpi partecipanti alla spedizione di Russia, e con un numero di reduci bassissimo, proprio perché si sacrificò per proteggere la ritirata di altri corpi d'armata. Ecco che sta arrivando la sfilata degli Alpini Doc. Siamo domenica 20 luglio 2014, sono le 10:15, è iniziata dalla Piazza del Peso e percorrerà le strade di Caraglio per raggiungere Piazza Bernardi, dove ci sarà la Santa Messa. Adesso vedremo arrivare i vari gruppi e con i vari gagliardetti, la banda musicale di Caraglio. Sta arrivando il corteo, sta passando in via Cesare Battisti, sul fondo di Caraglio, sul nostro bel viale d'ingresso. Ciao! Abbiamo anche il gruppo cinofilo, che bei cani. Confaloni dei vari comuni. C'è anche un ricordo, un pensiero ai due ufficiali della Marina che sono ancora in India, Massimiliano e Salvatore, sempre presenti nei nostri pensieri, ma purtroppo sempre in India per dei problemi diciamo, possiamo dire diplomatici forse. Le corone di allora che verranno deposte alle lapidi dei caduti. Stazione di Genova, Saluzzo, di Asti. Sulla Jeep 3 reduci della seconda guerra, classe 1920, 21 e 28. Guerra ci sono anche i carabinieri in divisa da combattimento, abbiamo anche le croci rossine, ricordiamo il ruolo importante in ogni guerra delle Croce Rossa, fantastiche queste divise storiche, perfette. Poi segue la banda musicale di Caraglio che si chiama la Filarmonica Caragliese.
adesso c'è la commemorazione ai caduti, i figli della nostra terra, eroi dell'immane lotta. Caraglio ha partecipato purtroppo con molte vite, molti giovani ragazzi. Qui siamo in via Roma a Caraglio davanti al Teatro Civico. Siamo in via Milano e stiamo aspettando la sfilata degli alpini. Sta per arrivare, si sente già la banda di Ivrea che suona. Gruppo la San Vincenzo di Caraglio che accompagna un gruppo di anziani per partecipare a questa festa, per regalare un po' la giornata. Viva il corpo degli alpini, poi viva! Ecco che arrivano, stanno arrivando al monumento dei caduti di Piazza San Paolo, il monumento che Caraglio ha dedicato a tutti i caduti di tutte le guerre. Ecco le rappresentanze dei vari comuni della zona, in primis il sindaco di Caraglio, siamo in piazza Bernardi e qui abbiamo il monumento dedicato veramente alle penne nere, dedicato agli alpini.
Ecco, sta per iniziare la funzione religiosa, la messa celebrata dal cappellano Roberto D'Urbano, e anche lui alpino della Valle Grana. E siamo qui in piazza Dora Mazzina, vediamo, abbiamo il rappresentante Caramia e alcune autorità sul palco con il coro di Paschera San Carlo che coronerà questa funzione con i canti.